e mettere insieme tutta una serie di strategie per far sì che lo sviluppo di questi territori dia la possibilità occupazionale, turistica, produttiva di resistere qua. Ma devo riconoscere che se noi siamo ancora a certi livelli è più per i veneti che per il governo. A quello studio professionale che assume un giovane con contratto di apprendistato, la Regione darà il 50% del salario per 2 anni. Dobbiamo vincere! Allora noi attiveremo questo fondo con il quale finanzieremo a fondo perduto il 33% di un finanziamento richiesto da una persona che vuole o aprire un'azienda nuova, e poi evidentemente questo fondo servirà anche agli imprenditori già attivi che vogliono semplicemente migliorare, ampliare la propria azienda. Tutta Moretti però! Stamattina alle 9 siamo andati a Ferrara sul Monte Baldo, no? E allora arriviamo in questo comune, sulla carta c'era scritto 220 abitanti, ma dopo ho scoperto che vivono lì solo in 45 ed erano tutti al bar che ci aspettavano. La tua forza di produrre e generare valore aggiunto è molta. Quindi internazionalizzazione, sburocratizzazione, grande investimento sulla formazione e l'aggiornamento e sfruttamento al massimo delle risorse europee. Quei 2,5 miliardi che il Veneto riceverà dall'Europa nei prossimi 5 anni, che sono risorse che abbiamo il dovere di spendere tutte e bene, noi possiamo offrire di accedere a fondi diretti che l'Europa mette a disposizione. Chi è? Sono io o un'altra? Guardala bene! Brava! Il numero delle USL da 21 a 8. Io spenderò meno per i direttori generali e spenderò di più per la ricerca universitaria.